Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Su richiesta della locale Capitaneria di Porto, i sommozzatori del Nucleo Regionale di Soccorso Subacqueo e Acquatico del Comando Vigili del Fuoco di Trieste sono intervenuti alle 9:40 di oggi per il recupero di un'imbarcazione affondata nel canale di Ponte Rosso a Trieste. Giunti sul posto si sono immersi utilizzando gli appositi palloni di sollevamento e hanno riportato a galla il natante di circa 8 metri che successivamente è stato caricato su un camion. Durante le fasi di recupero, resosi necessario per evitare che il carburante e gli oli presenti nel propulsore dell'imbarcazione inquinassero l'ambiente marino, era presente anche il personale della Capitaneria di Porto. All'interno del parco del Carso Monfalconese si è appena concluso un intervento di manutenzione durato 2 mesi che ha visto l'eliminazione di piante di alto fusto marcescenti ed instabili e il decespugliamento necessario a garantire l'accessibilità in sicurezza dei sentieri. Speciale attenzione è stata dedicata all'area dei Castellieri perché l'Alianto. L'intervento risulta particolarmente impegnativo perché riguarda una superficie di 150.000 metri quadri su cui l'amministrazione comunale ha già svolto 3 interventi significativi. Anche per le aree all'interno del parco tematico della Grande Guerra, nella zona di salita Moncenigo e Via del Carso, sono state interessate dallo sfalcio della vegetazione erbacea cespugliosa per una superficie di circa 83 metri quadri e dell'eliminazione della pianta infestante ailanto. 36.000 euro la spesa complessiva per l'intervento, consistente nello sfalcio, del decespugliamento, nell'eliminazione di vegetazione pericolante o infestante e nella messa in sicurezza dei sentieri. Partirà a gennaio e collegherà il porto di Trieste con l'interporto di Fürnitz in Carinzia, il primo corridoio doganale internazionale europeo. I container in arrivo saranno caricati direttamente dalla nave al treno cargo e prendere la strada del nord e centro Europa senza controlli doganali che verranno effettuati all'arrivo in Austria. Un vantaggio importante per la merce che viaggerà più velocemente e con un alleggerimento delle procedure amministrative e una riduzione dei costi e consentirà di aumentare l'intermodabilità tra mare e ferro. Legno Interni, falegnameria dal 1946. Rivenditore di porte a Udine, Gorizia e Trieste. Porte blindate, pavimenti, serramenti, scale, arredi su misura. Punto di riferimento nella qualità e nel design. La falegnameria opera nel campo dell'artigianato e mette a disposizione del cliente la sua conoscenza per offrire un prodotto all'avanguardia, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Legno Interni, la tua casa su misura.